ne portarono. Quando il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua che era diventata vino, egli non ne conosceva la provenienza, ma la sapevano bene i servitori che avevano attinto l'acqua. Chiamò lo sposo e gli disse: ognuno serve prima il vino buono e quando si è bevuto abbondantemente il meno buono. Tu invece hai tenuto il vino buono fino ad ora. Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Amém. Acomodate-vi. Estamos diante de um relato bíblico muito famoso, não? Siamo davanti a relato bíblico molto famoso. Eu acredito que todos aqui conhecem a história de Jesus em Caná da Galileia. Credo io qua che tutti conosciamo bene la storia di Gesù, il miracolo di Gesù in Cana di Galilea. A igreja sabe que um casamento judeu é muito diferente de um casamento nosso. Sappiamo tutti che un matrimonio giudeo è molto diverso dei matrimoni fatti qua nell'Oriente, no? Um matrimônio judeu tem várias etapas. Il matrimonio giudeo ha varie tappe. A etapa do capítulo 2, aqui já estamos na festa do casamento. La tappa del capitolo 2, quale abbiamo letto, è che siamo già alla festa del matrimonio. Estão ali para comer, para beber, para parabenizar os noivos. Sono lì per mangiare, bere, per fare i complimenti agli sposi. O que eu acho lindo nesse matrimônio é que os noivos se preocuparam de convidar Jesus e os seus discípulos. Quello che trovo bellissimo in questo matrimonio è che gli sposi si sono preoccupati in invitare Gesù al matrimonio. E isso fez toda a diferença. E questo ha fatto tutta la differenza. Quando convidamos Jesus Quando invitiamo Gesù para ser participante para partecipare do nosso cotidiano. del nostro quotidiano. Então, apesar das pessoas estarem ali para parabenizarem o noivo, Nonostante le persone essere tutte lì per fare i complimenti agli sposi, estavam ali também para ouvir algo da parte de Jesus. stavano lì anche per sentire qualcosa dalla parte di Gesù. E vocês sabem que um casamento não é algo que se faz com improviso, se faz com planejamento. Sappiamo che un matrimonio non si fa nulla di improvviso, si organizza tutto per bene con molta anticipazione, no? Fazem a lista de convidados, Fanno una lista di invitati, fazem os cálculos dos gastos, calcolano tutti i gastos, le spese, para que o casamento ocorra da melhor forma possível. perché la festa, il matrimonio, succeda del migliore modo possibile. Apesar de todo o cuidado, de todo o empenho, Nonostante tutta la cura, tutto l'impegno, algo deu errado. qualcosa è andato sbagliato. Algo fugiu do controle. Qualcosa è sfuggito del controllo. Saiu do cálculo. È andato fuori da tutti i calcoli. A Bíblia diz que durante aquela festa faltou vinho. La Bibbia dice che durante questa festa è mancato il vino. E este relato é algo atípico. E questa cosa è atipica. Não é comum em uma festa, principalmente de casamento, faltar alguma coisa. Non è comune in una festa, più che altro di matrimonio, mancare qualcosa. Porque se planeja, se calcula. Perché si pianifica, si calcola. Só que a situação fugiu ao controle. E la situazione comunque è sfuggita. Mas a felicidade daquele casal Ma la felicità di quella coppia é ter convidado Jesus para o seu casamento. è aver invitato Gesù per quel matrimonio.
presença de Jesus no casamento fez toda a diferença. La presenza di Gesù nel matrimonio ha fatto tutta la differenza. A Bíblia diz que quando faltou o vinho, La Bibbia dice che quando è mancato il vino, Maria identificou aquele problema. Maria ha visto subito quel problema, se ne è E- accorta subito. Mulheres biologicamente falando, E le donne, biologicamente parlando, conseguem perceber as coisas. riesce a percepire le cose. E Maria percebe Maria se ne accorge, no? que está faltando o vinho. Che mancava il vino, era finito il vino. E eu acho lindo isso em Maria, E trovo bellissimo questo in Maria, porque ela identifica o problema. perché lei identifica subito il problema. Não diz para A, B ou a C, Non dice a A, a B o a C, mas vai dizer a pessoa certa. ma va a dire alla persona giusta. Ela vai até Jesus Lei va fino a Gesù e de Jesus e dice, Gesù, acabou o vinho. finito il vino. Ela relata a Jesus Le- problema, Lei racconta a Gesù un problema, porque ela como mulher perché lei, essendo una donna, não podia fazer nada, non poteva fare nulla, mas o que ela podia fazer ma o che poteva fare era dizer a Jesus. era dire a Gesù. Quantas situações Quante situazioni semelhantes a estas ugualmente a queste acontece comigo e com você? succede con me e con te. São situações que fogem ao nosso controle. Sono situazioni che sfuggono al nostro controllo. Por mais que planejemos, Per di più che pianifichiamo, por mais que calculemos, per di più che calcoliamo, elas fogem do nosso controle. sfuggono dal nostro controllo. O que podemos fazer Cosa possiamo fare se não dizer a Jesus? se non dire a Gesù? Porque Ele pode fazer todas as coisas. Perché Lui può fare tutte le cose. Maria compreende isto. Maria percepisce questo. Eu identifico o problema, Identifica il problema, não vou dizer a A, a B ou a C, non vado da nessuno a dire, porque eles não podem resolver. perché nessuno può risolvere. Nem todo mundo está preparado Nem tutti stanno preparati para escutar o meu e o seu problema. per ascoltare il mio o il suo problema. Se Maria chegasse para alguém, um convidado qualquer, e dissesse: Olha, está faltando vinho. Se Maria arrivasse da qualcuno e dicesse, guarda, manca il vino, É bem provável que alguém ia dizer: probabilmente la dicevano, O que eu com isso? "Ma cosa c'ho? Che c'entro io con questo? Não ia se importar. Non si importerebbe proprio. Mas Maria foi sábia Ma Maria è stata saggia e vai dizer diretamente a Jesus, e vai a dire direttamente a Gesù, porque ela sabia perché sapeva que Jesus podia fazer alguma coisa. che Gesù sì poteva fare qualcosa. Por isso que eu disse, Per questo ho detto, convidar Jesus invitare Gesù para o nosso cotidiano per il nostro quotidiano faz toda a diferença. fa tutta la differenza. Porque quando nos falta algo, Perché quando ci manca qualcosa, Ele aparece Lui viene d'incontro, e ci traz a viene e providência. porta la provvidenza. Porque a presença de Jesus Perché la presenza di Gesù faz a diferença fa la differenza nas nossas faltas. nelle nostre mancanze. O salmista compreendeu isso. Il salmista ha compreso questo. Por isso ele disse: Per questo ha detto, O Senhor é o meu pastor, il Signore è il mio pastore, nada me faltará. nulla mi manca. E aqui o pastor está presente na festa. E qui il pastore è presente nella festa. Não pode faltar vinho. Non può mancare il vino. Você entende? Intendete? Comprendete? Nós temos diversos problemas. Abbiamo diversi problemi. Podemos dizer a A ou a B a C, Possiamo dire A o B o C, mas eles não vão resolver. ma non risolveranno, Não vão entender. non capiranno, Não farão nada por nós. non faranno nulla per Mas se noi. você fazer hoje, Ma se facciamo oggi, vou dizer a Jesus: dirò a Gesù, Jesus, está faltando vinho. Gesù, manca vino. O que está faltando na sua vida? Cosa manca nella tua vita? Diga a Jesus Dica a Gesù que Ele pode resolver o teu problema. che Lui può risolvere il tuo problema. Jesus, quando escutou de Maria,
Gesù, quando sentì di Maria, respondeu no versículo 4. ha risposto nel versetto 4. Pode ler, minha querida. Gesù le disse, che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. O que Jesus está dizendo a Maria? Cosa dice Gesù a Maria? Jesus estava dizendo a Maria, Maria, Gesù diceva a Maria, Maria, eu tenho um tempo certo de trabalhar. ho il tempo giusto per lavorare. Você quer que eu faça agora, Vuoi che io faccia ora? mas ainda não é chegada a hora. Ma non è ancora venuta la mia ora. O Senhor Il Signore, tem um momento certo. c'è il momento giusto. Deus tem um relógio Dio ha un orologio que marca o tempo. che guarda, che segna il tempo. E quando esse tempo marca, E quando questo tempo, o milagre Senha. chega. il miracolo arriva. Maria entendeu perfeitamente Maria ha capito perfettamente o que Jesus estava dizendo. quello che diceva Gesù. Não é o tempo. Non è il tempo. Espera um pouco mais. Aspetta ancora un po'. É tão certo que Maria está entendendo o que Jesus está dizendo, È così sicuro che Maria comprende cosa Gesù sta dicendo. que no versículo 5, Che nel versetto 5 ela diz aos serventes. lei è andata a dire ai servitori. Pode ler. Fate tutto quello, sua madre disse ai servitori, fate tutto quello che vi dirà. Preste bem atenção agora, igreja. Fate abbastanza attenzione ora, Chiesa. Nós queremos viver milagres de Jesus. Vogliamo vivere i miracoli di Gesù? Queremos ter as providências de Jesus. Vogliamo avere le provvisioni di Gesù? Mas não viveremos Ma non vivremo se não seguirmos as instruções de Jesus. se non andiamo indietro alle istruzioni di Gesù. Maria entende isso Maria capisce questo e diz aos serventes: e dice ai servitori, faça tudo o que ele vos disser. fate tutto quel che vi dirà. Ou seja, Ossia, siga as instruções de Jesus. seguite le istruzioni di Gesù, Porque todo milagre, perché tutti i miracoli, toda providência tutta la provvidenza é precedida è preceduta de uma instrução. di una istruzione. Deus não vai fazer nenhum milagre Dio non farà nessun miracolo se você não fazer nada. se tu non fai nulla. Tu tem que fazer alguma coisa. Tu devi fare qualcosa. O Deus que abriu o mar vermelho Il Dio che ha aperto il mare rosso instruiu Moisés. ha istruito Mosè. Moisés, toque nas águas. Mosè, tocca nelle acque. A tua parte é tocar nas La tua águas. parte è toccare le acque. A minha eu abro o mar. La mia è aprire il mare. Mas tu toca nas Ma águas. tu devi toccare le acque. A instrução que ele disse a Maria em outra ocasião. La istruzione che ha dato a Maria in un'altra occasione. Tire a pedra. Levate la pietra. Removam a pedra. Levate la pietra. Eu chamo Lázaro. E io chiamo Lazzaro. Ou seja, Ossia, faça a sua parte, faccia la tua parte que eu faço a minha. che io faccio la mia. A tua parte é fazer o que é possível. La tua parte è fare quello che è possibile. O que é possível fazermos? Quello che è possibile fare. Orar é possível. Pregare è possibile. Jejuar é possível. Digiunare è possibile. Agora o milagre é com Jesus. Ma il miracolo è con Gesù. Então eu tenho que fazer a minha parte. Ma io devo fare la mia parte. E o segredo é fazer isto. Il segreto è fare così. Maria é categórica. Maria è precisa. Ela diz para os serventes: Dice ai servitori, façam tudo. fate tutto quello che vi dirà. Façam tudo. Tutto. Não diz faça um pouco. Non ha detto fate un po' di quello che vi dirà. Faça uma parte do que ele Fate disser. una parte di quello che lui dirà. Se quisermos trilhar o caminho da obediência, Se vogliamo camminare la strada dell'obbedienza, temos que obedecer ao Senhor em tudo. dobbiamo obbedire al Signore in tutto.
Maria entende isso. Maria capisce questo. Milagres são precedidos Miracoli sono preceduti pelo caminho da obediência. per la strada dell'obbedienza. Quem obedece, Deus honra. Chi obbedisce, Dio onora. Quem não se lembra aqui quando Jesus chegou certa vez para um cego? Qualcuno si ricorda che Gesù una volta è arrivato da un cieco E Jesus disse para aquele cego: e Gesù ha detto a quel cieco: lava-te no tanque de Siloé. vai, lavati nel tanque di Siloe. Jesus não levou ele para o tanque. Gesù non ha portato quello. Ele era cego. Era cieco. Mas Jesus deu uma instrução. Ma Gesù l'ha dato una istruzione. Vá se lavar no tanque de Siloé. Va a lavarti nel pozzo di Siloe. Aí o texto é bem claro, o texto bíblico. E il brano è molto chiaro. O texto diz que quando ele foi e se lavou, Quando lui è andato e si è lavato, voltou vendo. è tornato vedendo. Quando você obedece, Quando tu obbedisci, você vai provar dos milagres do Senhor na sua vida. proverai dei miracoli del Signore nella sua vita. E agora eu trago a memória. E ora porto alla memoria A instrução que Josué deu a Israel. la istruzione che Giosuè ha dato a Israele. Israel, diante de tantas batalhas, Israele davanti a tante battaglie. Josué disse assim: Giosuè ha detto così: santificai-vos hoje. santificatevi oggi. Uma instrução. Una istruzione. Essa é uma instrução. Pois- Santifiquem-se hoje, Questa è una istruzione. Santificate oggi. que amanhã E domani o Senhor fará maravilha no meio de il vós. Signore farà meraviglie in mezzo a noi. E agora eu trago a memória. E porto alla memoria Quando Elias estava ali no Monte Carmelo, quando Elia era lì nel Monte Carmelo. a Bíblia diz que ele pegou o altar do Senhor. La Bibbia dice che lui ha preso l'altare del Signore E o altar estava quebrado. e l'altare era tutto rotto. O altar estava sem instrução alguma. L'altare era senza nessuna istruzione. A Bíblia diz que Elias, ao olhar aquele altar, La Bibbia dice che Elia a guardare quell'altare, ele não orou ao Senhor. lui non ha pregato al Signore. Preste atenção no texto bíblico. Facciamo attenzione al testo O biblico. texto bíblico diz que a primeira coisa que Elias fez Il brano dice che la prima cosa che Elia ha fatto foi restaurar o altar do Senhor. è ristorare l'altare del Signore. Porque Elias sabia Perché Elia sapeva que Deus só podia operar, che Dio poteva operare, que Deus só podia ouvi-lo che poteva udirlo se o altar tivesse consertado, se l'altare fosse tutto riposto, se tivesse tudo ordenado. se fosse tutto ordinato. Porque Deus é Deus de ordem. Perché Dio è un Dio di ordine. Deus é Deus de instrução. Dio è Dio di istruzione. Quando Elias restaura o altar, Quando Elia ristora l'altare, depois ele ora. dopo prega. Poucas palavras. Poche parole. Uma oração simples. Una preghiera semplice. Mas como tinha seguido a instrução, Ma come aveva seguito l'istruzione, recebeu a resposta. ha ricevuto la risposta. Recebeu o milagre. Ha ricevuto il miracolo. Você quer receber resposta de Deus? Volete ricevere la risposta di Dio? Quer receber milagres do Senhor? Volete ricevere il miracolo del Signore? Ande no caminho da instrução. Andate nel cammino dell'istruzione. É isso que o Senhor faz. È questo lui fa. É andar neste caminho. È camminare in questa strada. Porque quando andamos neste caminho, Perché quando camminiamo in questa strada, nós não vamos atrás das bênçãos. non andiamo indietro alle benedizioni. É elas que vêm atrás de nós. È loro che ci inseguono. Deus tem um, como se diz, correios postales? Una posta, le poste. Pronto, Deus tem uma posta, né? Se diz assim? Sì, vai, vediamo. Sì. Uma, Le poste, dai, Pronto. vediamo. Deus tem uma. Deus tem uma dessa, em cielo. Dio c'è una posta in cielo E Ele manda os seus anjos e lui manda i suoi angeli entregar a mim e as suas bênçãos. a consegnare le mie e le tue benedizioni. È un Então, corriere. então devemos fazer Allora dobbiamo fare
tudo tutto, o que Jesus nos disser. tutto quello che Gesù ci dirà. E eu posso te dizer, o que que Jesus nos diz? E posso chiedere, cosa ti dice Gesù? Aqui, ó. È qui, É tudo. tutto, Tudo isto. tutto questo. Não é uma parte. Non è una parte, Não é o Gênesis somente. non è la Genesi soltanto, Não é só o Antigo Testamento. non è solo il Vecchio Testamento, Não é só o Novo non è Testamento. solo il Nuovo Testamento, É tudo que ele nos è diz. tutto, Porque Deus é um Deus integral, amado. perché Dio è un Dio integrale E ele vela para cumprir a sua palavra. e Lui vela, preserva la sua parola. Jesus disse: se vós estiverdes em mim Gesù ha detto che se state in me e as minhas palavras estiverem em vós, e le mie parole dimorano in voi, pedireis tudo e vos será feito. chiederete tutto e vi sarà fatto. O segredo é esse. Il segreto è questo, É estar em Jesus è stare in Gesù e as palavras de Jesus estão em nós. e le parole di Gesù stare in noi. Nessa íntima comunhão, In questa intima comunione, nessa íntima instrução, in questa intima istruzione, aí veremos os milagres do Senhor. vedremo i miracoli di Gesù. No versículo 6, a Bíblia diz que ali havia 6 talhas de pedras. Nel versetto 6 la Bibbia dice che avevano 6 recipienti di pietra, Que era para a purificação dos judeus. che era per la purificazione dei giudei. E Jesus dá uma instrução àqueles serventes. E Gesù dà una istruzione a quei servitori. Jesus disse: encham de água. Gesù disse, riempite di acqua i recipienti. E eles obedeceram. E loro le obbedirono. Jesus mandou encher, eu vou encher. Gesù mi ha dato riempire, riempirò. Não é a metade, Non è la metà, não é um pouco, non è un poco, é para encher. è per riempire. E aqui eu faço uma pergunta. E qui faccio una domanda. Quantos de nós Quanti di noi temos dificuldade abbiamo difficoltà de obedecer di obbedire integralmente integralmente aquilo que o Senhor fala conosco? quello che il Signore parla con noi? Queremos obedecer um pouco, Vogliamo obbedire un poco. costumamos fazer isso. Abbiamo l'abitudine di fare questo. E ainda dizemos assim: E diciamo ancora, Deus conhece o meu coração. Dio conosce il mio cuore. Ele sabe que eu sou falha. Lui sa che io sono un mancante. Ele é misericordioso. Lui è misericordioso. Sim, ele é. Sì, lui è misericordioso. Mas o caminho que ele quer que trilhemos Ma il cammino che lui vuole che camminiamo é o caminho da integridade. è il cammino della integrità. É este caminho. È questo il cammino. Quando ele mandar encher, Quando lui dirà riempite, aí eu vou encher. allora riempirò. Quando ele mandar esvazie, Quando lui dirà svuotiamo, eu vou esvaziar. allora svuoterò. É obedecer exatamente o que ele diz. È obbedire come lui dice, esattamente. Não é com aquela expressão jeitinho brasileiro, aqui não tem como nem traduzir, né? È trovare il nostro modo, al modo nostro, no? Tem que ser integralmente. Non fare al modo nostro, è farlo integralmente, al modo di Dio. E aqueles serventes E quei servitori obedecem exatamente a instrução de Jesus. obbediscono esattamente le istruzioni di Gesù. O texto é claro. Il brano è chiaro. Encheram-nas até em cima. L'hanno riempito fino in cima. Isso nos mostra Questo ci fa vedere que aqueles serventes che quei servitori estavam crendo em Jesus. credevano in Gesù, Davam crédito à sua palavra. guardavano tutto quello che diceva Gesù. Porque se eles não dessem crédito a Jesus, Perché se loro non credessero in Gesù, eles não iam encher até em cima. lui non l'avrebbe riempito fino in cima. Então eles criam que Jesus ia fazer algo. Loro allora credevano che Gesù Por isso que doveva eles fare encheram até qualcosa. em cima. Per questo hanno riempito fino
Outro sinal que eles estavam crendo no milagre de Jesus. Un altro segno che loro credevano nel miracolo di Gesù, No versículo 8, nel versetto 8, Jesus diz: olha, vocês podem levar agora o mestre-sala. e Gesù ha detto, ora attingete e portatene al maestro di tavolo. Aqui eu quero que você entenda um detalhe. Qui vorrei che voi capisse un dettaglio. É o capo da cucina, só É. para você entender. È il capo di cucina, Do buffet. del catering, É como se fosse isso. come se fosse questo, il capo O della festa. mestre-sala. Quello che organizzava tutto, no? Jesus manda logo para o chefe. Gesù ha mandato subito allo chef, al capo. Manda para ele lá. Serve lá. Vai, portalo, servite. E os serventes obedecem. E i servitori lo obbediscono. E ainda era água, viu? Era ancora acqua. Ainda era água. Era ancora acqua. Eles estão transportando água. Loro trasportavano acqua. Mas quando chegaram no mestre-sala, Ma quando sono arrivati lì, que o al mestre-sala maestro abre, di tavola, que o mestre-sala abre lá, che il maestro di tavola apre, ele vê lá o vinho. cosa vede? Il vino. E prova, E assaggia aí diz, mamma mia, e dice, mamma mia, o melhor vinho está sendo servido agora. il vino migliore è servito ora. Eu quero que você reflita comigo. Riflettiamo insieme. Imagina a preocupação dos noivos. Immaginate la preoccupazione degli sposi. Embora o texto bíblico não fale diretamente disso, Nonostante il testo biblico non parli direttamente su questo, mas fala do casamento deles. però parla del matrimonio. Eles bem provável sabiam que estava faltando vinho. Eles probabilmente sapevano che mancava il vino. Porque notícia ruim chega rápido. Perché notizia cattiva arriva veloce. Agora tu imagina. Immaginiamo E o mestre-sala chegando agora por noivos. il maestro di tavola che arriva ora dagli sposi, Ele chegando ali para os noivos. arriva dagli sposi. Onde vocês conseguiram esse vinho? Ma dove avete trovato questo vino? Nunca provei um vinho tão bom. Mai assaggiato un vino migliore. Parece que eu estou vendo os noivos. Sembra che sto vedendo gli sposi. Foi Jesus. È stato Gesù. Por isso que eu disse, igreja, no início. Per questo ho detto, Chiesa, all'inizio, Convidar Jesus para o nosso cotidiano invitare Gesù al nostro quotidiano faz toda a diferença. fa tutta la differenza. Em um ambiente de vergonha. In un ambiente di vergogna, Porque imagina a triste situação. No seu casamento falta o vinho, é um ambiente de vergonha. sì, immaginate, in un matrimonio mancare il vino è un ambiente di vergogna. Mas naquele ambiente de vergonha, In quell'ambiente di vergogna, Jesus faz um milagre. Gesù fa il miracolo. O que foi noticiado naqueles outros dias O che è stato raccontato nei giorni successivi não foi a falta do vinho, non è stata la mancanza di vino. foi o nome de Jesus sendo glorificado. Il nome di Gesù essendo glorificato. O diabo muitas vezes faz um cenário para te envergonhar. Il nemico molte volte fa delle cose per vergognarci. Mas como você convidou Jesus, Ma come invitiamo Gesù, o nome dele será glorificado. il suo nome sarà glorificato. De modo que quem vai ser envergonhado In modo che chi sarà vergognato é o inimigo das nossas è almas. il nemico delle nostre anime. Então, que possamos convidar Jesus. Allora che possiamo invitare Gesù, Convidar Jesus para os nossos problemas, invitare Gesù per i nostri problemi, as nossas causas. per le nostre cause, Porque só Jesus tem o poder de transformar. perché solo Gesù ha il potere di trasformare, Só Jesus pode transformar algo em vinho. solo Gesù può trasformare acqua in vino. O Evangelho de João Il Vangelo di Giovanni foi escrito com o objetivo è stato scritto con l'obiettivo de revelar que Jesus é o Filho de Deus. di rivelare che Gesù è il figlio di Dio. Ele é o Filho de Deus porque ele tem o poder de transformar Ele è il figlio di Dio perché egli ha il potere di trasformare até água em vinho. anche l'acqua in vino. Ele tem o poder de transformar Lui ha il potere di trasformare a minha e a sua vida. la mia e la sua vita. Totalmente diferente.
totalmente diferente. De modo, In modo, quando alguém chegar perto de mim e de você, quando qualcuno arriva vicino a me e a te, depois que Jesus nos transformou, dopo che Gesù ci ha trasformato, eles irão nos provar loro ci assaggeranno e vão concluir e concluderanno que mudança, che cambiamento, porque só Jesus pode fazer isso. perché solo Gesù può fare questo. Então, amada igreja, Allora, amata Chiesa, convide Jesus. invita Gesù, Deixe ele ser participante. lascia che lui partecipi, Que ele seja o primeiro convidado. che lui sia il primo invitato, Porque quando a gente o prioriza, perché quando lo mettiamo lui al primo posto, ele cuida das nossas causas. lui prende cura delle nostre cause. E tem um detalhe: E com um dettaglio, esse casal não podia fazer nada diante daquele problema. questa coppia di spose non poteva fare nulla davanti a quel problema, Mas Jesus teve misericórdia da vida ma deles, Gesù ha avuto misericordia delle loro vite, assim como tem da minha e da sua vida. così come ha della mia e della tua vita. Eu estou pregando um Jesus que é compassivo, Io sto predicando un Gesù che è compassivo, tem misericórdia de nós. compassionevole, che ha misericordia di noi. Por isso que ele estende as suas mãos Per questo stende le sue mani e nos dá a vitória. e ci dà la vittoria. Por isso que devemos convidá-lo. Per questo lo dobbiamo invitare Quando eu e você estamos orando, quando io e te stiamo pregando, estamos convidando Jesus, não? stiamo invitando Gesù. Quando eu e você estamos lendo a palavra do Senhor, Quando io e te stiamo leggendo la parola di Dio, estamos convidando Jesus. lo stiamo invitando. É deste modo. E in questo modo Então guarde essa palavra. Allora guardate questa parola, Ande no caminho da obediência. andate nel cammino della obbedienza Convide Jesus. con Convide, invite. sì, invitando Gesù Que você vai ver o que ele vai fazer na sua e vida. vedrete cosa farà nella tua vita. Que Deus te benedica. Che Dio ti benedica. Amen. Pastor João está aqui conosco. Il pastore João è qui con noi. Vamos aqui passar o trabalho para o nosso pastor. Passiamo la parola al nostro pastore. Viva Cristo, eterna mia ricchezza, rupe scudo, arca di salvezza, la sua luce mi conduce a perfetta santità. Viva Cristo, rocca mia diletta, vera manna, verità perfetta. Son sicuro che contento Lui per sempre seguirò. Viva Cristo, la mia eterna sorte, mio tesoro in vita e dopo morte. Mi consola la parola santa e pura del suo amor. Viva Cristo, conduttor dei santi, vivono tutti quanti gli eletti benedetti dall'eterno suo Evangelo. Amen. Glória a Dio. Fratelli, pace a tutti.
Che meraviglia poter essere qui con voi, ascoltando la parola del Signore, di invitare Gesù, di farlo fare parte del nostro quotidiano. Stamattina dicevo giustamente nella predica di servire Gesù, fare parte del regno, non è fare 2 ore di culto o le cose che al solito pensiamo che sia. Il regno di Dio, Gesù diceva ai farisei, che è dappertutto. È qui il regno di Dio. Lui diceva, è qua. E non vedete. E perché Gesù diceva è qua? Perché lui era lì. Non c'è regno senza re. È vero o no? Perché i regni sono finiti? Perché i re sono finiti. Ma un regno eterno è quello di Gesù, per causa di Gesù, che è eterno. E Gesù diceva, ecco qua il regno. Non vedete? Ossia, non riuscite a vedermi come vostro re, a considerarmi come vostro re? Cercate di là, di qua, e non trovate. E quante volte noi troviamo Gesù, o troviamo di far parte del regno di Gesù, aggiungendo tante cose che non è Gesù. E così siamo sempre incompleti, vuoti, mancanti, insufficienti, incostanti, ossia non abbiamo costanza, siamo sempre quelli che non finiscono, che danno un passo ma non danno l'altro passo, che basta passare per la valle che molla, desiste, ma chi serve a Gesù non ha paura della valle di Bazan, non ha paura del deserto, non ha paura né di Cheriti, non ha paura della strada di Acab, non ha paura di nulla. Interessante è che tutte le persone che hanno visto e considerato il regno di Dio hanno riconosciuto Gesù come re, e tutti quanti hanno riconosciuto Gesù come loro re sono stati aggiunti al suo regno. E il regno di Dio non è bevanda né cibo, ma è gloria, pace, gioia e amore. Dice così la parola del Signore. Quindi, fratelli, quando Isaia ha profetizzato, ha detto non aveva apparenza né nulla che attirasse la nostra attenzione. Comunque ha portato su di sé le nostre iniquità, le nostre colpe. Ha portato su di sé tutto ciò che era su di noi. Ma quando ci sentiamo ancora oppressi, caricati, è perché non abbiamo ancora provato il Re, non abbiamo ancora vissuto il regno di Dio. E nessuno può vivere il regno di Dio che è pieno di libertà, che c'è potenza per fare ogni cosa. Chi vive il regno di Dio vive la potenza del regno di Dio. E quindi, fratelli, nessuno può viverlo senza il Re Gesù. E se non invitiamolo a far parte del nostro quotidiano, della nostra vita veramente, noi saremo sempre delusi, tristi, abbattuti, preoccupati, in ansia. Quando i discepoli erano lì preoccupati, Gesù ha detto, il regno di Dio non è così, cercatelo prima. E altre cose vi saranno sopraggiunte. Il regno di Dio non è di ansietà, di preoccupazione. Come non preoccuparsi a tante cose? Ecco, perché il regno di Dio ha il controllo di ogni cosa, sì o no? Perché il Re ha il controllo di tutto.
niente fugge delle sue mani. Isaia ha detto, operando lui, chi può impedire? Nessuno. Alleluia! Operando lui, nessuno può impedire. Ha detto tramite la bocca di Isaia, come ho pensato, così succederà, e come ho determinato, così si effettuerà. Alleluia. Noi possiamo garantire qualcosa così, di questo modo? Niente. Priscilla mi diceva che per causa della nebbia tutti i voli a Firenze sono stati cancellati l'altro ieri, perché c'era una nebbia veramente, da casa non si vedeva l'aeroporto, che al solito noi al 6º piano riusciamo a vederlo, ma non si vedeva niente, era tutto nebbia. E c'era quella confusione. E chi ha fatto il suo programma, chi ha calcolato tutto, che arriverà in quel momento, in quell'ora, e c'è un taxi che aspettava, c'era un parente che aspettava all'aeroporto, c'era una festa, e quell'altro che c'era un matrimonio, quell'altro che c'era una celebrazione. Fratelli, noi non possiamo garantire nulla, ma quando invitiamo Gesù a far parte della nostra vita, allora, fratelli, anche se c'è la nebbia, anche se mancherà qualcosa, alla fine tutto andrà, perché noi non saremo abbattuti per la mancanza di questo o di quell'altro. E ciò che Gesù considererà nella nostra vita importante non ci lascerà mancare. Amen? Perché a volte noi consideriamo una cosa importante e diciamo, ma questa cosa così importante non può mancare mai nella mia vita. O questa persona. Se Gesù, guarda che non sto parlando di me, questo che sto parlando è dello Spirito Santo. Se Gesù considererà che questo non è importante, non ti preoccupare quando andrà via, non ti abbattere quando andrà via o quando mancherà, perché Lui sa ciò che sarà importante per te. Amen? E così è. È mancato il vino e Gesù ha considerato che lì era importante e ha fatto un miracolo, sì o no? Ma ci sono cose che il Signore dirà, questo non è importante, lascia andare, e lascerà andare, non perché non perché gli manca potere per fare, ma perché Lui sa di tutto. Amen? Gloria a Dio. Fratelli, abbiamo il 24, il nostro culto di Natale, dove noi più che altro dobbiamo festeggiare, celebrare. Stamattina è stato molto benedetto il culto a Firenze, un culto evangelistico. Abbiamo parlato dell'importanza della nascita di Gesù, del regno di Dio, che ha fatto Gesù re di questo regno, e che non è solo re perché è stato nato, ma è re perché è e sarà in eterno, perché anche quando tornerà regnerà e dominerà su tutto. Amen? E quindi è stato molto bello perché abbiamo parlato sia della nascita che sia del ritorno di Gesù. E noi continueremo a annunziare Gesù Cristo qui, e 24 saremo in famiglia, in chiesa, con tutti i fratelli, invitati i vostri amici. Alle 18:30, mercoledì, sarà il nostro culto di Natale. Invece il 28, questa domenica, noi avremo il nostro concerto di Natale, concerto di fine anno, che è un culto evangelistico. Allora, fate un elenco di amici, di fratelli, di conosciuti, persone che non hanno sentito la parola o che sono lontani. Fate un elenco e dite, il 28 c'è un concerto speciale nella mia chiesa.
E così riempiamo tutte queste sedie con persone per ascoltare la parola di Dio. Amen? Tramite la musica che sarà preparata, tramite l'esposizione della parola, e certamente il Signore parlerà ai cuori delle persone come ha parlato stamattina. Eravamo tutti lì, vedevo uno che piangeva, un altro. Fratelli, lo Spirito Santo opera di modo straordinario. E quindi non mancate il 28 e anche il 24, 18:30 saremo qua, faremo 1 ora e mezza di culto. Dopo, chi vorrà rimanere con noi faremo un agape di condivisione, non un momento di condivisione. Se viene la Milvia che fa una saporita lenticchia, la sua lenticchia è famosa, o se no quella parmigiana di melanzane, quella non è tempo, ma allora le lenticchie sono buonissime. E uno porta un poco di una cosa, un altro porta un'altra cosa, e insieme lì nel tavolo noi faremo insieme, mangiamo insieme dopo il culto. Chi non potrà rimanere perché ha già un appuntamento con la famiglia a casa, viene, partecipa e dopo segue con il suo appuntamento a casa, va bene? Ma l'importante è che il culto possiamo condividere anche insieme. Invece per il 31, che sarà la nostra veglia di Capodanno, allora noi saremo qua nella veglia di Capodanno, e invece di fare tutti i piatti, tutte le cose, noi facciamo una grigliata, perché Capodanno per cucinare, per fare un piatto di questo, è più impegnativo, perché c'è già il primo dove le persone preparano il pranzo o una cena di condivisione con la famiglia. Invece noi saremo qua nella presenza del Signore il 31 come Chiesa, faremo la nostra veglia e avremo la nostra grigliata, e quindi ognuno porta una porzione. Tutti devono dire alla sorella Jessica cosa porteranno. Io porto un chilo di carne, un altro la salsiccia, un altro un pollo. Portate già tutto tagliato e condito, così mettiamo al fuoco e quando esce mangiamo. Riso c'è qua, c'è uno specialista di riso, guarda, alza la mano. Quello è specialista di fare questo riso. Lui fa quel riso con la cipolla che è buono. Bisogno di altro? Semplici, patate ci sono. Quindi questo sarà. Siete contrari a questo? Semplicità, e lì mangiamo i dolci per chi mangia portati. I dolci. E così saremo insieme ringraziando Dio in un culto glorioso nella presenza del Signore, ringraziando Dio per questo anno che non è stato facile, ma questo 2026 non sarà niente facile, perché in preghiera ho ricevuto il tema che è Atti 16:10, quando Paolo è stato impedito dallo Spirito Santo di andare in Bitinia, e in quel momento era lì senza sapere cosa fare, ha avuto una rivelazione. Quindi quest'anno Dio ci propone a camminare sulla rivelazione dello Spirito, perché soltanto su questa strada noi avremo convinzione di ciò che Lui ci ha chiamato da fare. E in mezzo alla strada troveremo difficoltà, momenti che vorranno farci inciampare nella convinzione. È vero che Dio mi ha chiamato, o è vero che devo fare, è vero che devo continuare, è vero questo. Momenti di dubbi, ma noi non rimarremo nel dubbio, perché noi saremo convinti sulla parola di Dio
che il Signore ci ha chiamati, il Signore ci ha eletti, il Signore ci ha proposto la vita eterna. È un anno di convinzione spirituale. Chi è santo si santifichi ancora. È così la parola. Sarà un anno di convinzione per il mio ministero, per la mia vita, per la mia famiglia, ma un anno di convinzione per la mia vita spirituale. Io sono convinto che sono salvato. E durante l'anno impareremo molte cose con questo tema. Viene già Efesini quando Paolo ha detto: state saldi nella preghiera. Saldi, perseverate in preghiera, ha detto agli Efesini. Rivestitevi di tutta l'armatura, e lui parla dell'ermo della salvezza. Fratelli, Satana proverà, come prova sempre, ma sarà un anno dove la politica, dove lo Stato, dove le ideologie saranno ancora più forti a convincerci di un Stato ecumenico, una società ecumenica. Sa perché precede tutti questi conflitti? Di questo che stiamo vedendo sui presepi, sul cristianesimo, per portarci a una società ecumenica. Non è per farci, vediamo la Meloni che dice: se volete stare in Italia dovete accettare i nostri presepi. Quello è solo un discorso, perché la verità dietro tutto è che Satana ha preparato un scenario per portarci a una pace. Qual è la pace? Che io sono cristiano, tu sei un'altra cosa, tu sei quell'altra cosa, e viviamo tutto in pace, perché Dio è un. È vero questo? Il nostro Dio è unico, non è un solo. Perché se noi diciamo un solo, allora noi diciamo che anche quello che lui chiama di Dio è il nostro. Ma il nostro Dio è unico, ossia loro hanno bisogno di sapere chi è il Signore. E sapranno chi è Dio. Oggi ho parlato su questo. Senza Gesù, l'unico modo di capire e conoscere Dio è attraverso suo Figlio unigenito, Gesù Cristo il Signore. E quindi questi conflitti precedono un'attività ecumenica sull'Italia. Capito? Nel mondo occidentale e orientale. Perché noi possiamo vivere in pace, ma questa è pace. Gesù ha detto: diranno dappertutto pace, pace, e la pace non c'è. Perché dentro degli uomini cosa c'è? Guerra. Quindi, quando diranno Dio è un solo, noi diremo Dio è unico. Dio è unico. Lui domina su tutto e su tutti. E soltanto attraverso Gesù che possiamo conoscerlo. Quindi questo movimento è un precedente per silenziare la Chiesa, principalmente in Italia, che non evangelizza, che non va fuori, non a protestare, a evangelizzare. E questo anno noi dobbiamo uscire fuori a evangelizzare, dobbiamo finanziare con la nostra forza, con la nostra salute, con i nostri risorse, con le nostre risorse, tutte attività per fare Gesù conosciuto. Amen? Che Dio ci benedica. Quindi il 31 saremo qua. Il tema di questo nuovo anno è questo: convinti.
la parola dice Paolo, dopo che si è svegliato, si alzò e convinto è partito. Dove? In Europa. Quindi c'è un grande movimento spirituale che Dio vorrà fare in questa Europa. Preparatevi, perché questo missionario, io chiamo questo continente di un continente missionario, e io credo che questo missionario non è morto, è dormente, e la nostra preghiera risveglierà questo missionario, questo continente missionario che si alzerà per un impatto nel mondo. Amen? Mettiamoci in piedi, ringraziamo il Signore per questa opportunità. Fratelli, come è passata la Santa Cena, non vorrei aspettare la prossima, siamo tutti qua e il fratello William ci ha cercato che desidera fare membro della Chiesa. Lui è singolo, non ha figli, c'è la sua vita, serve già al Signore, ha già confessato Gesù come suo Salvatore e desidera far parte della Chiesa. Dentro le regole bibliche e dentro lo statuto non c'è niente che impedisca il suo inserimento. E come propone lo statuto di portare all'assemblea che si raduna sempre la Santa Cena. Ma come ci sono i fratelli qua, vorrei proporre, visto che siamo già qui, e non aspettare fino l'anno prossimo, quando sarà la Santa Cena, io riferisco di nuovo, ma vorrei non farlo aspettare fin là, perché non è niente che un desiderio di servire con noi in questa Chiesa, e vogliamo riceverlo come membro di questa Chiesa. Possiamo alzare le mani e dire: fratello William, benvenuto nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Allora lui fa parte di questa Chiesa con noi e siamo felici. Pregate per lui, per la sua vita, e che il Signore continui a aiutarlo in ogni cosa. Amen, William? Sia benvenuto. Gloria a Dio. Ringraziamo Dio, che Dio benedica il nostro presbitero, sua moglie, nostro diacono, sua famiglia e tutti quanti operano in questa missione. Ogni mercoledì, cosa c'è qua, missionaria Josi? Di mercoledì mattina cosa c'è qui? Amen. Ogni mercoledì mattina c'è il digiuno e la preghiera, dalle 9 alle 11, ok? Siete invitati a partecipare, a venire, a pregare e stare insieme qua con i fratelli. Che Dio ci benedica. Vorrei finire ringraziando il Signore. Continuate a pregare anche per Anthony, figlio di Vinicius e Darli, perché possa uscire completamente guarito di quella terapia intensiva. Amen? Preghiamo anche per Remo e la famiglia, che domani loro hanno preso una settimana di ferie e non ci saranno purtroppo al Natale con noi, ma ci saranno a Capodanno, e tornano per la domenica, per essere qui con noi la domenica del concerto. Preghiamo anche per loro, che possano riposare, godere questi giorni, perché il Signore ci ha benedetto e ci ha dato queste opportunità, e se c'è, godiamo. Amen? Non dimenticando mai del Signore. Gloria a Dio. E vorrei ringraziare anche i fratelli che hanno contribuito per la offerta missionaria che abbiamo inviato in Albania. Abbiamo raggiunto 366 euro, e il pastore Renato di Germania, la base là, ha completato 500, e abbiamo inviato 500 euro, che ho detto gloria a Dio, questo mese lui ha pagato il suo affitto tranquillamente e è rimasto anche 100 euro per le sue spese e le sue cose. Vorrei condividere questo con i fratelli che hanno contribuito. Questi soldi sono stati inviati
completamente a Lui, abbiamo la ricevuta e anche Lui ha mandato un messaggio di ringraziamento, e per l'anno prossimo seguiamo con il nostro progetto di evangelizzazione, perché qui in Italia ci sono tanta gente e terra da conquistare. 1023 comuni che non sono ancora raggiunti dall'Evangelo, e preghiamo perché questi comuni, queste persone possano ricevere la parola di Dio. Amen? Preghiamo. Padre, nel nome di Gesù siamo qua nella Tua presenza, vogliamo ringraziarti di questa opportunità, del privilegio che ci dai di essere qui insieme per lodare e benedire il Tuo santo nome. Grazie, Signore, della Tua parola che ci ha invitato a invitarti e a invitarti a far parte del nostro quotidiano, della nostra vita. Signore, grazie per tutto ciò che Tu hai fatto, che Tu stai facendo e che ancora farai. Continua a benedire i nostri fratelli che operano in questa base, i membri e tutti quanti, Signore, servono Te. Ti prego, Signore, per la vita di Remo e della sua famiglia, che partiranno in vacanza e che possa, Signore, essere giorni di divertimento, di gioia, di benedizione, di pace, di abbondanza, e che loro possano riposare e tornare gioiosi e essere con noi. Ti prego, Signore, che Tu benedica anche la loro famiglia e che Tu possa concludere ciò che hai iniziato nella loro vita. Benedice, Signore, anche Anthony, portalo a noi completamente guarito. Signore, concludi anche ciò che Tu hai iniziato nella sua vita. Fai i genitori capire la Tua volontà e anche ciò che Tu desideri da loro. Continua, Signore, a fare ciò che noi non possiamo. Benedice tutto il programma di questo fine anno, che Tu possa aiutarci, Signore, ad annunziare, a parlare, a dire che Tu sei l'unica via, la verità e la vita, e nessuno va al Padre se non per mezzo di Te. Signore, dacci parole perché possiamo, Signore, annunziare Te e che possiamo dire, Signore, alle persone la verità del Vangelo. Signore, Ti prego, continua, Signore, con ogni famiglia. Ti prego per Giuseppe, Ti prego per Ivanetti, Signore, che lui possa essere anche restaurato, guarito. Signore, che presto sia con noi. Ti prego anche per Ivanetti, Signore, che Tu possa restaurare la sua salute, anche le sue forze, che Tu possa aiutarla in ogni necessità e ogni bisogno suo. Ti prego anche, Signore, per Gabriele, che Tu possa, Signore, raggiungere il suo cuore, risvegliare ciò che dorme dentro di lui, e che lui possa, Signore, sentire la Tua chiamata, che Tua voce sia così chiara nella sua vita e che lui non possa resistere alla Tua voce e tornare e fare ciò che Tu, Signore, hai pianificato per la sua vita. Continua con la sua famiglia e con tutti quanti. Ti prego, Signore, che Tu possa portarci in pace, in sicurezza alle nostre case. Dacci una settimana benedetta nella Tua presenza. Aiutaci in ogni cosa. È ciò che Ti chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Che la grazia del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo siano con tutti noi, oggi e per sempre. Noi diciamo amen. Amen. Dio vi benedica. Auguri per chi non ci sarà.